Nel 1586 il vescovo Matteo Sanudo decide di costruire questo palazzo, sullo stile nobiliare veneziano, con una struttura a portico passante che attraversa tutta la struttura, con una serie di annessi realizzati nel Settecento poi dal vescovo Vallaresso, che occupano le porzioni del piano inferiore che saranno la biblioteca e l'archivio. La cappella viene realizzata nel Settecento, ma viene poi rimaneggiata più volte, con l'ultimo intervento, quello che è ancora visibile, del 1945, fatta dal pittore portoghese Vittorio Filippi, con una serie di affreschi a stucco con marmi policromi e un cassettonato d'oro su fondo azzurro che occupa il soffitto. Vittorio Filippi con suo fratello Anton saranno anche i decoratori della chiesetta della Madonnina di Caorle. Per quanto riguarda la biblioteca, o meglio quello che era l'archivio del vescovo, è decorata con una serie di armadi che partono dal 500 e giungono fino al 700, che contenevano i documenti della diocesi, con gli stemmi dei vescovi su fondo azzurro. Dall'esterno possiamo notare come la facciata, rifatta poi nel Settecento, richiami questi elementi riciclati dello stile del San Michele, insomma questi elementi cinquecenteschi e palladiani nelle balaustre, nei davanzali, che sono i rimasugli del palazzo cinquecentesco. Sia i pavimenti che danno sulla strada, sia i pavimenti che occupano l'ingresso, sia quelli che decorano il portico sotto il Marconi, sono stati donati all'inizio del Settecento dalla cittadinanza, perché erano i pavimenti delle strade di Portuguaro, ovvero questi due brolli in pietra d'Istria che sino dal Cinquecento servivano per far correre le ruote dei carri sulle strade portuguaresi, che sono state donati e poi rimaneggiati dal vescovo per decorare i pavimenti del piano inferiore della struttura. Purché il vescovo rimanesse a Portuguaro, i cittadini decidono di donargli una parte della città, perché il vescovo portava ricchezza e prestigio alla città.